Check, forte e chiaro, raga. Partiamo. Del Paladino di Valdagno per questa gara numero 1 delle finali nazionali hockey pista categoria Under 23. Buongiorno Italia, buon giovedì mattina da Domenico Tomba. ASD SPV Viareggio contro i detentori del titolo, l'Hockey Braganze. Nella formazione del presidente Volpe, molti elementi che hanno vinto il campionato di A2 Girone A settore nord, riconquistando la massima divisione e facendo diventare 3 le squadre venete in A1. Nel prossimo campionato Viareggio che ha saputo conquistare queste fasi finali in terra toscana e non è certo impresa da poco. È tutto pronto qui al Paralido, streaming in 4K, multitelecamere con il replay. Le riprese sono a cura di Roberto Bauce, la regia è gestita da Filippo Zattera con la sapiente supervisione di Flavio Zattera. Sono tutte partite da tripla, fanno statistica a sé, qui le chiacchiere stanno a zero. Parola alla pista, dirige l'incontro Damiano Chiminazzo di Rosà. Rotola pallina, rotola, facciamo cominciare SPV Viareggio Hockey Braganze. Andiamo a vedere le formazioni in pista. Per dovere di ospitalità, visto che ha il fattore casa a favore il Viareggio, cominciamo dal Braganze. Il portiere Giuseppe Tagliapietra, il capitano, il numero 5 Pietro Agostini, il 31 Filippo Calderone, l'88 Cristian Bumbum Costenaro, l'8 è Davide Graziani, il 27 Giovanni Tagliapietra, il 13 Antonio. Sempre Tagliapietra, il 28 Tommaso Battaglin, l'87 il vice capitano Tommaso Volpe, il 19 Giulio Battistin, l'allenatore Gabriele Tiella assieme a Fausto Pozzan. Risponde l'SD Viareggio Hockey, l'SPV con Filippo Poletti, numero 1 che è il portiere, il 29 Lorenzo Cortesi, il 9 Jonas Cinquini, il 4 Brando Del Medico. Il numero 6 è Mattia Menegatti, poi il 27 Matteo Corsi, il 12 il capitano Francesco Poletti, il 18 Mattia Bicicchi, il 7 Riccardo Biancucci, il 54 è l'altro portiere Jacopo Mascherpa, allenatore il signore Alessandro Martini assieme ad Andrea Biagi. Dunque tutto pronto, pallina al centro, giù il gettone, pronti a partire. Andiamo anche a vedere di individuare gli starting five delle due formazioni. Braganze con Tagliapietra, Volpe, Battaglin e Capitan Agostini. Pietro Agostini e Giovanni Tagliapietra. Giovanni Tagliapietra tra l'altro autore della doppietta che nella finale di ritorno di A2 ha un po' lanciato verso il ritorno in A1 il Braganze. Dall'altra parte invece cominciano in porta Filippo Poletti, poi fuori troviamo Francesco Poletti, Jonas Cinquini, Mattia Bicicchi e Lorenzo Cortesi. Poi adesso li andiamo ad individuare. Il 29 Lorenzo Cortesi, il 9 Jonas Cinquini, il 18 Bicicchi, il 10 Mascherpa, il 12 è il capitano Francesco Poletti.
diciamo si gioca agli ordini del signor Damiano Chiminazzo di Rosà, qui della provincia di Vicenza. L'ausiliario è Alberto Fabris, in supervisione sotto la nostra postazione il presidente FISR Veneto Giorgio Grigolato. Intanto si accomoda in porta Giuseppe Tagliapietra. Sono 3 i titolari Tagliapietra qui in questa formazione. Dunque comincia Breganze con Capitano Agostini dentro diretti per Tagliapietra, che ci ha provato. Cinquini intanto sulla pallina, Jonas Cinquini. Il primo fallo di squadra lo fischia Chiminazzo contro Breganze, quindi il primo fallo di questi campionati. Sarà una lunga cavalcata, sono 31 partite da commentare, sono tutte in diretta streaming 4K. Noi vi chiediamo già da ora scusa per pensieri, parole, opere e omissioni che ci possiamo ritrovare in questa lunga diretta. Non sarò da solo fortunatamente. Intanto attenzione, Agostini che ci prova, la risposta di Poletti col gambalone alto. Siamo già rientrati nell'altra metà con Bataglin, anche lui insieme a Volpe, entrambi nel Tagliapietra, del resto tutti nel giro della nazionale. Prova Agostini dentro, ci mette una pezza Poletti. Parliamo naturalmente di Filippo, che Francesco è in pista. Tanto Cortesi prova a gestirla. Bicicchi, ancora Cortesi, si lotta lì sulla balaustra, la meglio Breganze, Volpe che viene via, la riconquista pallina, rientra nella propria metà campo Bataglin, poi va ancora a giocare Breganze. Un Breganze che, l'abbiamo detto, ha praticamente tutti gli elementi che vedete in pista, fanno parte dell'ex formazione di A2, che ora ha riconquistato la 1 e quindi porterà a 3 nel prossimo campionato il numero di squadre venete presenti nella massima divisione. Tanto Bataglin prova ad andare giù, il giro retroporta, prova, lanza e schiaccia, è ben contrastato, lo contrasto bene Bicicchi. E allora ancora Volpe, prova sempre Bicicchi in modalità difensiva, poi questa pallina che però con l'aiuto della balaustra resta lì, imprecisa, poi l'appoggio dietro, scadono i 5, deve fermarsi Capitano Agostini. Tanto sotto la nostra tribuna col numero 12 Poletti, dicevamo un Breganze in tenuta naturalmente rossonera, la propria maglia, mentre in maglia bianca inserti rossi l'SPV, l'SD Viareggio Hockey. Cinquini la mette bene dentro, anticipo di Volpe su Bicicchi, poi ancora Volpe, prova ad andare via, si fa tutto il campo, deve girare retroporta e scaricare di nuovo per un altro tentativo. Agostini che incrocia il passo, fa fuori Bicicchi, approfitta di un'ottima posizione, la botta di Capitano Agostini che fa 1-0 Breganze. Dunque è breganzese la prima rete di questo campionato. Bello schema, è andato a liberare dal centrocampo, taglia tutta l'area, taglia tutta la metà campo e Agostini marca la prima rete di questo campionato. Subito la risposta del Viareggio, la risposta di Bicicchi. Dunque 1-0 Breganze dopo i primi 8 minuti di gioco. Tanto Tagliapietra che va a gestire, parliamo di Giovanni perché Antonio è in panchina. Antonio che rientra tra l'altro con un vistoso caschetto protettivo per un bruttissimo incidente, una pallina in faccia, un retroporta su una botta ricevuta in modalità difensiva, tra l'altro. Ancora Viareggio che va a impostare. Con il capitano Francesco Poletti, poi Cinquini
e Bicicchi che deve vedersela con il capitano rossonero, l'autore della prima rete di questi campionati, che fissa però il risultato sull'1-0 per Breganze. Ora Poletti cerca Bicicchi nella propria tre quarti, cerca di ripartire, pressa alto Breganze, riconquista pallina proprio Tommaso Volpe, che poi viene via in mezzo a due, va giù per vie centrali, lo scarico su capitano Agostini, si fa tentare dal tiro, poi c'è buono l'intervento proprio di Francesco Poletti in modalità difesa. Ancora può andare adesso Breganze, la risposta di Poletti, parliamo stavolta di Filippo, l'estremo difensore, e può ripartire la trama offensiva del Viareggio, proprio con Poletti che fa un po' da faro lì nella tre quarti. Cinquini, poi Cortesi Bicicchi che prova ad andare giù, deve ritornare sulla propria tre quarti, rischia qualcosa qui Poletti, poi va in mezzo a due, fa fuori Volpe, si presenta da solo davanti a Tagliapietra, ma chiude bene lo specchio della porta l'estremo difensore rossonero. Pallina che resta nelle stecche del Viareggio, terminano i 45 per andare al tiro, non c'è stato il tocco, pallina riconquistata da Bicicchi che fa fuori Agostini in velocità e poi può provare a reimpostare per Cinquini. Partita che sta scorrendo via in maniera a cui bello intanto l'intervento, l'accompagnata velenosa dall'altra parte, potenziale 3 contro 2 Cinquini, perfetto il tempismo su Tagliapietra, rinviene bene e fa ripartire i suoi. Diciamo Breganze che pressa molto alto come vuole Gabriele Tiella. Attenzione, adesso qui può presentarsi da solo, tira quasi un rigore da fermo Battaglin, ma risponde bene Poletti. Ancora Agostini, gira palla sulla tre quarti, corre veloce la pallina breganzese. Qui rischia qualcosa Volpe, Agostini in percussione, va al tiro, palo clamoroso qui, palo alla sinistra di Poletti, pallina che però colpisce il palo interno ma non entra. Battagliene che ci riprova, a gambali uniti Poletti a dire di no, poi prova ad andare giù Francesco Poletti sul rilancio. Cortesi, Poletti, ancora Cortesi, bella l'idea, poi è impreciso l'ultimo assist, alla meglio Breganze che fa ripartire Volpe da metà campo. Agostini, si lotta lì sul palo destro della porta difesa da Poletti, poi va giù Agostini. Primo contrasto, se così possiamo chiamarlo, con Battia Bicicchi. È time out ed è time out anche per noi. Dobbiamo tirare le 22, poi avrò assieme a me Fausto Pozzanna che mi darà una mano adesso pensieroso lì in panchina ad ascoltare Tiella. L'altro dirigente è papà Tagliapietra. Eccolo qui Gabriele Tiella, un Gabriele Tiella che ha saputo far crescere tutta la sua pattuglia dalla Coppa Italia di A2, dove Breganze ha un po' faticato, ma era un po' una prova generale per poi la ottima cavalcata fino a vincere il girone e poi i playoff di A2. C'è anche il presidente sulla destra di Stefano Volpe, questa invece è la panchina. Tanto un bel primo piano per Lorenzo Cortesi, il 29 di Areggino, uno dei più attivi assieme al capitano che è Francesco Poletti. Pallina che ricomincia a scorrere, cronometro che corre, Volpe giù per il capitano rossonero Agostini,
Prova Agostini retroporta, subisce una spinta ma vantaggio. Palla che resta nelle stecche del Braganza. Tagliapietra. Tagliapietra agganciato qui, va giù, c'è fallo di squadra. Terzo fallo per Viareggio. Partita che finora è stata più che corretta. Buoni ritmi, naturalmente sono le 9 del mattino, non è semplice giocare a quest'ora per ragazzi che di solito hanno orari di partita differenti. Braganza in particolare normalmente gioca alle 20:45. Viareggio adesso con questi scambi cortesi, eccolo qua in azione giù per Poletti. Capitano viareggino Cinquini che fa un lavoro sulla tre quarti importante, anche se magari meno evidente, ma tiene bene la sua linea di tre quarti. Il tentativo dentro, intanto Viareggio che può provare a girarsi, non arriva per poco la pallina a Cinquini che era lì davanti a Tagliapietra da solo, e allora Volpe può reimpostare per Braganza. Capitano Agostini, autore della prima rete di questi campionati, che per ora decide l'incontro. Partite che hanno di solito fiammate improvvise. E dove bisogna sapere anche gestire le energie, perché i giorni di gioco sono 4 e sono molto intensi. Intanto attenzione, c'è il fallo di Corsi, numero 27 SPV. Un SPV che ha giocato anche come formazione di A1 proprio qui su questo parquet. E dicevamo invece Braganza come categoria Under 23 sono detentori del titolo, campioni d'Italia in carica. Dentro intanto anche l'88 Cristian Costenaro, che secondo me assieme a Volpe sono i cosiddetti chili e centimetri per la formazione di Mister Tiella. Viareggio che continua a manovrare con calma e ordine. Prova Poletti, attenzione il break di Agostini che può andare da solo a tu per tu con Poletti. La recupera ancora Poletti, lo scambio quasi un no look, la bella botta rasoiata bassa e ancora Braganza 2 contro 2. Ci prova Tagliapietra, pallina appena a lato. Ancora Viareggio che adesso sta insistendo, potenziale 3 contro 2, Viareggio! La mette lui! Lorenzo Cortesi fa 1-1. Gran bel gol, qui rasoiata a mezza altezza, prende anche la mira. Andiamo a rivedere, eccolo lì, gran palla alta nel set, niente da fare. Dunque Cortesi riporta tutto in parità, 1-1 tra Viareggio e Braganza. Costenaro, Volpe prova da lontano la deviazione. Sempre per Cortesi, l'autore della rete del Viareggio. Tanto Poletti a gestire. Bicicchi, ancora Cortesi che prova. Corsi in contrasto su Volpe, dentro intanto. Attenzione, entra e segna subito. Ci pensa Antonio Tagliapietra, riconoscibile dal caschetto, ne avevamo parlato prima. Entra, tira e segna. E anche il tempo di lasciare il cancelletto e porta avanti 2-1 Braganza. Antonio Tagliapietra, (9:27) ancora da giocare in questo primo tempo. Dopo il pareggio l'immediato vantaggio di Braganza che si riporta, mette avanti la testa.
Tanto Poletti a gestire. Attualmente quando parliamo il giocatore di movimento è Francesco, mentre il portiere è Filippo. Sempre Poletti. Attenzione ancora, tentativo di accompagnata a cercare l'angolino alto, Costenaro che la tiene. C'è il fallo di squadra, ci aiuta un po' con la mano qui Cristian. E Poletti a reimpostare, si fa tentare al tiro da lontano, alla meglio, poi va giù, attenzione, va giù Matteo Corsi, si continua a giocare. Volpe per Agostini, Costenaro e poi la palla rimane lì e fa 3-1 sempre lui, doppietta per Antonio Tagliapietra appena entrato, ne ha già fatti 2. Quindi virtualmente capocannoniere di questi campionati. 8:41, passa un minuto. E ancora Tagliapietra su una pallina, su una respinta corta di Poletti, lì il tapin vincente nel set. Eccolo qua il numero 13 rossonero in azione. Costenaro per Volpe che parte dalla propria tre quarti, prova ad andare lungo la balaustra, la mette lì al centro, va Agostini, ancora Tagliapietra, Agostini, c'è più di pressione ma c'è anche il fallo commesso da Bicicchi. C'è dentro con il numero 4 Brando dal medico. Time out chiesto da Alessandro Martini, lato SPV. Qui ricapitoliamo: Braganza 3, Viareggio 1, Agostini, il pareggio di Cortesi e poi la doppietta di Antonio Tagliapietra che ne mette 2. Uno appena messi i patini sulla pista del parquet del Palalido che ospita queste fasi finali del campionato italiano Under 23. Andiamo a rivedere, eccola qua la botta di Agostini, possiamo rivedere i gol grazie alla regia. Questo invece è il pareggio con questa la pallina sulla tre quarti imprendibile per Tagliapietra e Cortesi. Poi Tagliapietra sul primo palo, un po' sorpreso qui Poletti. E questa corta respinta, palla che resta lì e lì appostato Tagliapietra. Buona la presenza di pubblico per essere le 9 del mattino di un giovedì. Situazione falli: 5 Viareggio, 2 Braganze per quanto riguarda i falli di squadra. Costenaro che gira retroporta, ancora il Coste, ora Braganze con Davide Grazian, numero 8. Angolo basso, la palla Braganze è andato oltre la riga con la stecca Poletti, portiere, non si può fare. Grazian che prova a liberarsi lì, grande idea dentro, Costenaro, arriva la pallina sulla stecca di Grazian, lo anticipa bene Poletti, si lotta sulla balaustra, qui ne esce di forza il Coste, capitano Agostini che incrocia il passo, taglia tutto il campo, lo scarico proprio per Costenaro che prova ad andare al tiro. Adesso la ripartenza con Bicicchi che gestisce, prova ad andare in mezzo a 2. C'è Agostini dall'altra parte, trova Costenaro, l'intervento in difesa ancora Bicicchi, è andato a cercare dal medico. Braganza a ripartire, Grazian per Agostini, Tagliapietra dal medico, lotta con Tagliapietra, qui Antonio riesce a servire Agostini che poi prova a ridar pallina, il break dal medico, cerca Poletti,
e poi Bicicchi in gestione. Mattia, palla che rimane ancora lì, poi questa rasoiata dentro, un'accompagnata velenosissima, ci riesce a mettere una pezza. Tagliapietra terzo qui Giuseppe, all'appello dei 4 manca solo Franci che quest'anno mi ha confermato in diretta Under 15, si continua a giocare, ma l'intervento di Del Melico è considerato falloso e quindi sul fallo la chiamata del time out. 6:04 alla fine di questo primo tempo, Breganze avanti 3-1, adesso i ritmi sono un po' calati, Breganze presso un pochino meno, è un po' in gestione in questo momento della partita. Vicino a me la Cogliati che gestisce i 40, scusate, la parte che riguarda le vostre informazioni che vi arrivano in sovrimpressione, come falli di squadra, punteggi e altre cose. Tiella e Pozzan, Pozzan serio e pensieroso, che poi mi darà grossa mano in giornata per riuscire ad arrivare alla fine. Alle 21 avremo anche la cerimonia di presentazione. Intanto la sirena richiama tutti in campo. Bicicchi è dal medico in contrasto Giovanni Tagliapietra, dato il cambio dentro allora entrambi adesso i Tagliapietra. Costenaro adesso qui in un assetto decisamente più difensivo, c'è il fallo di Bicicchi, riuscire a fermare Costenaro in maniera fisica è abbastanza complicato. 12 secondi per andare al tiro per Breganze, vediamo la scelta dei rossoneri. Grazian che ci prova, prende i parastinchi di Bicicchi in modalità difensiva e allora può ripartire la formazione toscana. Molto buona qui la finta di Francesco Poletti, prova a liberarsi per il tiro e gli riesce male l'assist verso Cortesi. Allora ancora Antonio Tagliapietra che prova ad accentrarsi, lo contrasta bene Bicicchi stavolta. Ancora Cortesi, sarà palla Viareggio, punto di battuta che non è corretta, bisogna ripartire dall'angolo basso. Fischia Chiminazzo, ricominciano a scorrere gli ultimi 5 minuti di questo bel primo tempo. Finora una partita che non ci ha certo lasciato addormentare in questa seconda parte di primo tempo. Un Breganze in gestione che può amministrare il doppio vantaggio. Intanto una palla che resta lì, ci pensa Costenaro sullo stop di Tagliapietra. 3 Tagliapietra in pista ora, Giuseppe Antonio e Giovanni. Costenaro si fa tentare dal tiro, poi va giù, colpisce a terra, deve lasciar lì pallina Poletti, poi può amministrare pallina. Va giù Brando dal medico, fallo di squadra numero 3 per Breganze, ne ha 7 Viareggio, quindi attenzione. Rientra intanto Cinquini del cambio a Cortesi, proprio lui adesso in gestione sulla propria linea di metacampo. Prova Poletti, poi dal medico, ma alla fine ha la meglio Davide Grazian, fa ripartire Giovanni Tagliapietra. Ultimo uomo intanto dentro Battaglin con il 28, leggermente in ritardo su questo assist
proposto proprio da Tagliapietra, mentre si lotta ora alla balaustra. Viene via Francesco Poletti che può provare a metterla, va sull'esterno della rete, sarà palla 2. Esterno della rete a sinistra dalla porta difesa da Giuseppe Tagliapietra. 3:24 ancora da giocare in questo primo tempo, con Breganza avanti 3-1. C'è questa palla 2, stoppa il proprio palo e fa ripartire i suoi Giuseppe Tagliapietra. Grazian lungo la balaustra, scende giù, ritorna sui suoi passi, lo scarico per Tagliapietra dalla propria tre quarti. Può caricare il tiro Giovanni Tagliapietra, gli risponde bene Poletti. Filippo Poletti. Ancora Graziana retroporta con Bicicchi a far buona guardia sul palo. Scarica per Tagliapietra. Qui manca la cicca stavolta, la pallina. Antonio Tagliapietra che poi si ripresenta il tiro, viene alto sopra il palo destro della porta difesa da Poletti. Può ripartire Brando Dal Medico con l'aiuto della sponda e di Bicicchi. Cinquini, c'è il fallo di squadra, si lamenta con Chiminazzo Mattia Bicicchi. Tanto si riprende a giocare gli ultimi 2:29 del primo tempo, Breganza avanti 3-1. Intanto prova ad accentrarsi, buona la conclusione del capitano. Sarà palla Viareggio. Poletti Dal Medico e Bicicchi con Cinquini davanti a Tagliapietra, in mezzo al sandwich dei Tagliapietra lì. Palla che rimane lì, attenzione, la sbroglia ancora Tagliapietra, l'intervento col guantone basso, poi l'intercetto secco di Dal Medico che legge bene l'azione e poi va anche al tiro. Impegna Tagliapietra, estremo difensore del Breganza. Siamo già dall'altra parte, l'idea dentro tra i fratelloni qui. Giovanni ha cercato Antonio proprio al centro dell'area, intanto è rientrato Tommaso Volpe, cerca Battaglin dietro alla porta Viareggina. Ancora Volpe, largo per Antonio Tagliapietra, il break va giù, attenzione, fallo di squadra su Lorenzo Cortesi. C'è un giallo alla panchina, un po' di proteste, ma d'altra parte sono le finali nazionali, è assolutamente normale, tutto tranquillo in campo. Battaglina a discuterne con Jonas. Cinquini. Tanto c'è da asciugare la pista. Ribadiamo il risultato: 1:23, ultimi 93 secondi da giocare di questo primo tempo, e la gara numero 1 delle finali nazionali di hockey pista categoria under 23. Breganza avanti 3-1 su Viareggio. Agli ordini di Damiano Chiminazzo, che fischia ora e fa ripartire il tempo. Pallina che ricomincia a correre sul parquet valdagnese. Cinquini cerca Cortesi, eccolo qua Cortesi, buona l'idea, la risposta col guantone. Ancora Cortesi, prova Dal Medico, cerca la sua mattonella per andare al tiro, palla che arriva un po' esterna, interviene comunque Tagliapietra.
Questo invece è l'altro tagliapietra, buona l'idea dentro per Volpe, sembrava fatta, ci pensa Poletti che poi fa ripartire i suoi cinquini. Siamo già dall'altra parte, ultimi 45 secondi, sta terminando questo primo tempo con Breganze in vantaggio 3-1. Battaglin potrà gestire fino alla fine Breganze, vediamo come termina questo primo tempo. Tagliapietra andrà all'ultimo, la formazione rossonera, 17 secondi, giù per Tagliapietra, in buca d'angolo lì, ne esce bene Giovanni, poi Tommaso Volpe su in mezzo a due, attenzione, la perde, poi riesce a riconquistarla ma Cinquini sul filo della sirena. Tocca l'ultima pallina di questo primo tempo e si conclude con Breganze avanti per 3-1, la rete iniziale di Agostini, il pareggio di Cortesi e poi la doppietta di Antonio Tagliapietra, diciamo capocannoniere virtuale finora di questi campionati. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questo primo tempo e sentirci tra qualche minuto per il secondo.
Ben ricollegati in diretta con il Paradiso di Valdagno, ancora buon giovedì mattina da Domenico Tomba, qui col secondo tempo di questa Viareggio Braganza, il primo tempo Braganza avanti 3-1. Squadre pronte a ricominciare, andiamo a cercare di capire i quintetti che hanno scelto gli allenatori per questa seconda parte di gara. Per quello che riguarda Viareggio, Filippo Poletti in porta, poi con il 29 Lorenzo Cortesi, il 18 è Mattia Bicicchi, il 9 Jonas Cinquini, il 12 il capitano Francesco Poletti. Braganza che risponde con Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra estremo difensore, Battaglini, Volpe, Giovanni Tagliapietra e Capitan Agostini, autore della prima rete di questi campionati. La riconquista intanto sul tentativo di Cortesi, riparte Braganza con Volpe. Diciamo un primo tempo dove Braganza dopo il 3-1 ha un po' cominciato a gestire la partita. Ne abbiamo parlato a inizio di collegamento, sono 31 in totale le partite che andremo a commentare qui in diretta in streaming 4K. E bisogna anche da parte degli allenatori saper gestire il bilancio delle forze in campo. Tanto Braganza ancora con Volpe, prova ad accentrarsi, lo scambio impreciso con Tagliapietra, attenzione, ci prova Cinquini a pressare Tagliapietra, la palla resta nelle stecche rossonere, rasoiata bassa senza troppe pretese da parte di Battaglin e può ripartire Lorenzo Cortesi che cerca Cinquini, scambio al centro con Bicicchi, la carica Bicicchi non trova lo specchio della porta. Allora Giovanni Tagliapietra in gestione, diciamo un Braganza che procede con ordine, la pallina corre veloce, pochi finora da una parte e dall'altra gli errori negli scambi, preferiscono magari una miglior gestione piuttosto che una velocità o un rischio le due formazioni. Siamo ancora sul 3-1, ne mancano 18 e 27 alla fine di questo secondo tempo. Tentativo di Tagliapietra, la risposta di Poletti e poi in accelerazione prova ad andare in anticipo Poletti, ma ancora a Braganza e Tagliapietra, break adesso di Cortesi. Cortesi stoppato da Battaglini in anticipo sull'ultimo passaggio, allora Poletti, gestione adesso di Viareggio, prova ad andare dentro, ancora Braganza con Agostini, diciamo Agostini autore della prima rete di questi campionati, di questa finali nazionali categoria Under 23. Due gironi, 10 squadre, 31 partite da vivere in diretta qui con noi. Intanto Poletti incrocia il passo, supera la metà campo, prova a cercare un'idea per Cinquini, preferisce scaricare su Cortesi. Poi Bicicchi, ancora Poletti. Viareggio che adesso attacca da destra a sinistra dei vostri schermi multimediali, perché ormai non possiamo più parlare di TV. Attenzione intanto Agostini, potenziale 2 contro 1 con Volpe, Volpe, la risposta di Poletti, chiude bene a gambali bassi qui l'estremo viareggino. Ancora Agostini, prova a venire via retroporta, 2-2 adesso del Braganza. Come tipo di schema, una delle formazioni, gli schemi di gioco preferiti da Tiella, ha sempre portato ottimi risultati. Tanto la riconquista con l'aiuto della sponda Battaglin, Agostini può caricare il tiro, prende anche la mira guardando il portiere, ma adesso Poletti deve uscirne con tunnel al compagno di squadra, accelera sulla balaustra, Poletti cambia passo, prova ad andare lì, la risposta di Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra, il 25 rossonero. Allora Tommaso Volpe supera la metà campo, trova un po' di spazio, poi c'è Cinquini con l'aiuto di Poletti,
che la reinventa lì. Bicicchi, ancora Poletti. Bicicchi. Scambiano lungo la propria linea di metacampo i giocatori viareggini. Intanto Poletti fermato da Volpe, poi Agostini. Si chiude bene dietro adesso Viareggio. C'era un potenziale 3 contro 2 che non è andato. Ancora Agostini, prova lui, niente da fare, alla meglio il Viareggio che adesso esce dritto con Bicicchi che si deve inventare qualcosa. Fuori 1 metro dalla propria porta il guantone di Tagliapietra. Cinquini, palla che resta nelle stecche del Viareggio che deve provare ad accelerare, inventarsi qualcosa, è sotto di 2. È anche carico di 8 falli la formazione toscana. Notate bene, dico Toscana perché se poi confondo la Versilia con la Maremma è un disastro. Con attenzione, intanto grande idea del capitano e potenziale dall'altra parte, 2 contro 1 Volpe. Bicicchi capisce tutto, stecca bassa, stoppa l'assist potenziale di Volpe per Battaglin, non va il contropiede rossonero. Ancora Tagliapietra per Agostini, manovra bene in questa fase Braganza, è in gestione assoluta finora dell'incontro. L'accelerazione, la frustata la deve fare Viareggio se vuole andare a ridurre lo svantaggio che finora vede la formazione rossonera avanti 3-1. Agostini fa fuori 2 lungo la balaustra, si presenta retroporta per Tagliapietra che poi la mette lì per Volpe, sembrava fatta, ma palla che rimane nelle stecche rossonere che avrà ancora 45 secondi da giocare. Può girarsi Agostini, doppio tentativo ancora lui. Tagliapietra, adesso è più ordinata la manovra breganzese, il tunnel di Volpe, lo scambio con Agostini, Battaglin sulla 3/4 e ancora Tagliapietra. Giovanni si fa tentare dal tiro, poi preferisce un comodo controllo retroporta, cerca l'alza e schiaccia, lo ferma Poletti che accelera sulla balaustra. Poletti può provare a girarsi, gli viene centrale, bassa la conclusione, Tagliapietra a dire di no. Può ripartire formazione rossonera, capitana Agostini per Battaglin, retroporta Agostini, Cinquini e Cortesi in difesa, ancora Agostini, il gambale di Poletti, poi si lotta lì alla balaustra, alla meglio Viareggio che ne viene fuori col suo capitano, si chiude in 3 a muro lì davanti a Tagliapietra, quindi torna sui suoi passi Poletti, lascia il campo a Brando dal medico. Ancora Cortesi, prova ad andare giù Lorenzo Cortesi, poi contrasta proprio Tagliapietra, un momento di indecisione lì, un fumble, pallina che resta ballonzola lì davanti alla stecca di Tagliapietra. Intanto attenzione, scadono, avrà 10 secondi per la ripartenza adesso Braganze. Tanto spero che immagini, audio e sovraimpressione siano di vostro gradimento qui dal Palio di Valdagno. Le riprese sono di Roberto Bauce, la gestione della regia per i replay. Tanto Cinquini che riparte, poi l'idea verso la balaustra, però il più lesto di tutti è Agostini che riconquista palla, il capitano rossonero e riporta su pallina, la riporta alta Battaglin, l'idea di Battaglin. La risposta poi un rimpallo che stava mettendo in difficoltà Poletti, la gestisce bene l'altro Poletti, poi c'è il recupero rossonero dentro Antonio Tagliapietra, autore di 2 delle 3 reti del Braganza, e Cinquini che la recupera bene, scarica per Bicicchi,
Ora Cortesi, la botta bassa, rasoiata importante, Cinquini che va giù, palla 2. Time out Viareggio. Martini e Biagi vogliono vederci chiaro adesso. 10:53 da giocare qui al Palalido, Braganza è avanti 3-1. Situazione falli che vede Viareggio caricato di 8, Braganze solo 4 con 10:53 da gestire. Un po' carica di falli la formazione toscana. Dovuto contenere non poco la prima parte del primo tempo, dove Braganze ha costruito il suo attuale vantaggio. Ora va in assoluta gestione la formazione di Gabriele Tiella. Bastano i primi piani su Pozzanne per capire com'è il clima in panchina Braganze, più che sufficiente per rendersi conto. Intanto bel primo piano per Filippo Poletti, il portiere. Torniamo in diretta con Bum Bum Costenaro, è entrato anche lui per Antonio Tagliapietra. Eccolo qua Viareggio intanto che prova a ripartire, l'idea per Cinquini, mette lì, palla che arriva vicinissima al palo destro della porta difesa da Tagliapietra, potenziale 2 contro 1, si è già chiusa però la difesa del Viareggio, che adesso sta provando a forzare un po' i tempi con Riccardo Biancucci, il numero 7, è andato in pressione, ne è entrato, c'è il fallo di squadra fischiato a Braganza, quinto fallo, e attenzione perché si è accesa la luce, anzi scusate, fischiato a Viareggio, si accende la luce rossa lato panchina Viareggio. Tagliapietra, elegante lo stop qui di Antonio Tagliapietra, lotta poi con Cinquini, alla meglio proprio lui, la finta di Cinquini, poi un'indecisione di Brando Dal Medico che perde palla. Costenaro, fisico e esperienza, qui sfrutta benissimo i suoi chilogrammi, poi vuole portarla troppo Coste, palla che torna nelle stecche viareggine, gestisce pallina Cortesi. Brando Dal Medico con il numero 4, finta di Brando Dal Medico, poi la botta non troppo lontana dalla porta difesa da Tagliapietra, non trova il bersaglio il numero 4 viareggino. Allora ancora Dal Medico, Cinquini, poi subentra su Cinquini, sempre Dal Medico, tiene pallina nonostante l'attacco rossonero, scarico per Cortesi, prova ad andare giù, Tagliapietra che interviene, riconquista palla Braganze, 8:56 da giocare in questo secondo tempo. Braganze 3, Viareggio 1, e un Braganze che finora direi è assolutamente in controllo dell'incontro. D'altra parte lascia che Viareggio faccia la sua partita. Intanto rientra Capitan Poletti che aveva rifiatato in panchina, Francesco Poletti. Cortesi, ancora Poletti, adesso prova, c'è il fallo di squadra fischiato a Braganze, quinto fallo, uno scontro Costenaro Biancucci. Chiede di poter sistemare la sua visiera a Bauer Tree Poletti. Giornata piuttosto umida qui in Vallata oggi, quindi per i portieri e soprattutto quelli che usano la visiera
in perspex trasparente è necessario una ripulita per condensa e umidità che si viene a creare lì all'interno del casco. Tutto pronto, ricomincia Viareggio. Poletti, tiro improvviso, non trova lo specchio della porta, finisce un po' a destra della porta difesa da Tagliapietra. Costanaro che riparte, accelera il passo qui per Tagliapietra. Scusate, questo è Battaglin in azione ora, il Batta. Costanaro, l'idea di Costanaro per Battaglin sembrava fatta, grande intervento di Poletti in questa circostanza. Poi Cortesi gestisce pallina per Dal Medico appena larga sul primo palo, la conclusione del Viareggino. Si continua a giocare, fa meglio Battaglin, scarica per Tagliapietra, la sponda non è amica del rossonero e allora sarà l'instancabile capitano Viareggino, Francesco Poletti, a gestire. Cortesi, ancora Poletti, Cortesi Dal Medico, giro 3 adesso per i viareggini, a cercare una spizzata lì davanti da parte di Biancucci che non arriva. Allora siamo già dall'altra parte, Battaglin chiude la porta coi gambali Poletti, niente da fare, risultato che rimane sul 3-1 Breganze a 6:37 dalla fine. Tanto Tagliapietra, doppia possibilità, Battaglin gli arriva un po' sotto la stecca, tiro che si alza. Poletti dall'altra parte, il fallo di squadra, fischiato, sesto fallo fischiato a Breganze e time out chiesto da Chiella per i suoi. Siamo a 6:24 da giocare, Breganze 3, Viareggio 1, partita che adesso si è assolutamente stabilizzata, vedremo questi ultimi 6 minuti, primo piano intanto per la panchina rossonera. Sta finora gestendo un tranquillo vantaggio, un doppio tranquillo vantaggio, però sapete come funziona nell'hockey. Abbiamo visto 2 gol in 40 secondi anche nelle finali scudetto che tra l'altro ieri sera ha avuto la coda dei rigori e Lodi l'ha pareggiata 1-1. Intanto ritorniamo qui in diretta, palla nelle stecche viareggine, richiama la distanza Chiminazzo, ci prova Dal Medico che non va, e allora Volpe tiene palla, scarica per Battaglin, batte per Tagliapietra, Breganze che rimane, giro 3 adesso sulla linea di 3/4, l'idea per Tagliapietra leggermente in ritardo, Volpe, Poletti con la stecca a dir di no e a far ripartire Viareggio. Cerca il controllo di Fino qui, Capitan Poletti, gli va un po' male, adesso va a rigestire la pallina. Brando Dal Medico con calma verso Lorenzo Cortesi, Cortesi fa tentare dal tiro, la palla che resta lì si impenna, è in gestione di Giuseppe Tagliapietra. Costanaro, attenzione al Coste che prova, adesso ancora Tagliapietra che fa fuori il suo diretto avversario, va lì, si distende, stoppa tutto Pippo Poletti, anche lui l'ambito nazionale Filippo.
Viareggio sulla linea di tre quarti, prova a rubare palla, impressione Tagliapietra. Breganze che va in pressione. Ne mancano 4:49 da giocare. Tagliapietra e Volpe. Un Breganze che dà la sensazione di voler gestire anche le risorse. Tanto Volpe con calma sulla tre quarti, Tagliapietra, Volpe prova a metterla lì. Sul tentativo di assist c'è la pronta risposta del capitano di Poletti. E adesso un Breganze ancora schierato in modalità 2-2, una delle preferite di Tiella. Il tunnel elegantissimo da parte di Poletti, che poi serve un'ottima pallina, non riesce ad andare alla conclusione, anzi ci riesce ma non trova lo specchio della porta Cortesi. Al fischio di Chiminazzo, palla che torna nelle stecche della formazione veneta, detentrice del titolo Under 23. E fino a questo momento sta ribadendo quella che è la sua attuale posizione. È rientrato capitano Agostini per Costenaro. Ancora Agostini. Costenaro prova ad andare lui, cerca l'alza e schiaccia. Poi ringrazia dell'assist il suo capitano Poletti. Pippo Poletti a dire di no. Col guantone lo ha aspettato fino all'ultimo. Prendo dal medico. Bicicchi che è rientrato. Poletti qui si gira benissimo. Prova a metterla lì di prima intenzione, l'assist per Bicicchi. Tagliapietra adesso un po' in pressione il Viareggio, che prova a fare la sua partita. La sogliata bassa di Lorenzo Cortesi. Capisce tutto Breganze. Intanto cambio Tagliapietra per Tagliapietra, fuori Antonio, dentro Giovanni. C'è Volpe dall'altra parte, ancora Costenaro, salta proprio diretto avversario, ci prova ancora Volpe. Brando dal medico che prova ad accelerare giù per Poletti. Raddoppio su di lui, Costenaro di forza qui il Coste, boom boom. La pallina che però risulta alta nel tentativo di assist verso Tommaso Volpe. E allora ancora Viareggio per questi ultimi 2 minuti e 20 secondi. Intanto sottolineo la presenza di un pubblico che non ti aspetti per un giovedì mattina di ordinaria follia qui al Palio di Valdagno, prima giornata, prima partita di queste finali nazionali Under 23. Breganze avanti 3-1 su Viareggio, con Agostini che si gira bene. L'intervento è sulla pallina, netto. E anche il gesto di Chiminazzo, che adesso fischia il 7° fallo proprio a Breganze. Attenzione a Viareggio perché ne ha 9 a 1:48 dalla fine. Pista da pulire, entra Daria che fa parte dello staff, riconoscibili dalle maglie arancioni, tantissimi volontari che sono impegnati in questa finale nazionale. Del resto non sarebbe possibile organizzare eventi di questo tipo. Attenzione, prova il diretto, Viareggio non va, Tagliapietra, l'idea di Agostini, Poletti, rilancio lungo, la stoppa Costenaro, cerca ci ha provato Bicicchi, e allora ancora Costenaro che va lì, Tagliapietra non trova l'aggancio, pallina d'effetto, assist un po' al volo, c'è 8° fallo Breganze. 8 Breganze, 9 Viareggio, 93 secondi da giocare con Breganze avanti 3-1. Brando dal medico che gestisce.
Agostini la stoppa lì, 2 contro nessuno e fa poker Braganza con Bumbun Costenaro. Troppo facile, nessuno a contrastarlo, guarda il portiere, la mette nell'angolino alla sinistra di Poletti e fa 4-1 Braganza. Prima rete di questo secondo tempo, va a tabellino anche il Coste, Cristian Costenaro. Andiamo a rivedere il replay, mi richiama giustamente il comandante Zattera perché l'opportunità che abbiamo a volte non la sfrutto. Questa è l'abitudine di dover fare un po' di cose tutte da solo. Noi andiamo a sfruttare intanto questo primo piano, c'è un sorridente Calderone. Braganza in un tranquillo 4-1 a 1:13 da giocare. Palla ancora nelle stecche dell'SPV Viareggio. Time out a Braganza. Vediamo. Pallina da rimettere al centro. Che non si è capito questo fischio, non c'era richiesta di time out, suonata a caso qui la sirena, capita. È il bello anche della diretta. Bicicchi a gestire per Poletti che supera la metà campo. Poletti che prova a tagliapietra, dire di no. Volpe adesso è evidente che giocherà col cronometro. Braganza farà possesso, eccoli qua 2-2 dietro tagliapietra e Calderone. Filippo Calderone, neoentrato che lui. Poletti direi l'MVP di questo Viareggio, ultimi 35 secondi di gioco effettivo. Sempre Poletti, l'assist lì in mezzo a 2 Bicicchi con la pallina che arriva dalle parti della tre quarti viareggina, va in pressione tagliapietra, Bicicchi che ne viene fuori, attenzione però Agostini, può caricare una botta, gli dice di no Poletti, ancora Agostini, manca la palla. Si lamenta un po' e poi Bicicchi è lì davanti, taglia pietra in anticipo, gran lettura, ultimi secondi, Agostini terrà pallina, 3-2-1. Termina la prima partita di queste finali nazionali Under 23, Braganza batte Viareggio 4-1 e conquista i primi 3 punti di questa manifestazione. Antonio Tagliapietra potenziale, anzi non tanto potenziale, capocannoniere. Adesso andiamo a rivedere, grazie alla regia di Flavio Zattera, con quale le reti, prima, anzi l'ultima rete che è quella di Costenaro, arrivato in anticipo, ha potuto colpire a botta sicura. I saluti tra le due squadre, ripetiamo i marcatori. Nel primo tempo apre Agostini, il pareggio di Cortesi, poi doppietta di Antonio Tagliapietra. Nel secondo tempo non succede niente fino a 1:13 dalla fine. Costenaro segna il 4-1, la chiude qui. È tutto per noi per questa prima partita. Braganza batte Viareggio 4-1. Da Domenico Tomba, a risentirci presto qui in diretta dal Palazzo di Valdagno.